L'ANAS ha avviato le operazioni di demolizione del viadotto Maddalusa, sito lungo la strada statale 640 tra Agrigento e Porto Empedocle, segnando un passaggio fondamentale nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'infrastruttura. L'impresa incaricata, dotata di specifici avanzi mezzi demolitori, ha iniziato le attività secondo quanto previsto dal piano operativo. Le lavorazioni procedono regolarmente e risultano pienamente in linea con il cronoprogramma stabilito. Non sono state riscontrate criticità. Nelle prime fasi dell'intervento la demolizione del viadotto, a detta dell'ANAS, è stata pianificata in modo da garantire la massima sicurezza degli operatori. L'intervento complessivo prevede la completa sostituzione dell'attuale imbalcato con una nuova struttura in acciaio progettata per migliorare le prestazioni statiche e la durabilità dell'opera, garantendo standard elevati in termini di sicurezza. La demolizione, afferma l'ANAS, rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione del nuovo viadotto, un'opera strategica per la viabilità locale e per il collegamento dell'area. Nei prossimi giorni le attività proseguiranno con le altre fasi di smantellamento. Successivamente verranno avviate le operazioni di ricostruzione del viadotto Maddalusa. Intanto sentiamo Claudio Lombardo, responsabile di Mariamico Agrigento, che aveva già segnalato il caso sin da lontano 2018. Claudio Lombardo di Mariamico, ecco, oggi l'ANAS comunica che sta abbattendo il viadotto del ponte Maddalusa, una cosa da voi evidenziata tantissimi anni fa. Sì, nel 2018 abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento e al prefetto di Agrigento, dicendo che questo viadotto, secondo noi, rischiava di crollare perché era assolutamente instabile. L'ANAS subito dopo lo chiuse, ma nel frattempo sono passati 8 anni di tempo, diversi cantieri sono stati iniziati ma poi mai finiti, e ieri mattina l'ANAS stessa sta provvedendo alla distruzione di questo cantiere. Abbiamo perso alla fine tantissimo tempo e tantissimi soldi per arrivare al risultato che noi auspicavamo 8 anni fa. La fase 2 qual è? Loro dicono, l'ANAS dice che costruiranno un ponte molto più leggero in ferro e non in calcestruzzo, e che sarà pronto per quest'estate. Speriamo bene, incrociamo le dita. Ma lì c'è anche un problema strutturale alla base di una collina che tende a franare, no? Anche questo è il problema. Questo è un problema di tutta quella zona. È probabile che fra qualche anno tutta questa strada dal tunnel in poi verrà chiusa, perché l'erosione sta andando avanti. Hanno costruito delle barriere a difesa dello zoccolo di questa collina dal lato mare, ma il problema lì più importante è quello del dissesto idrogeologico. Non sono mai state canalizzate le acque e quindi questa strada verrà aggredita dal mare e da terra. Perché lì c'è anche un problema di ferrovia, mi pare che anche la ferrovia ci passa e ci sono anche delle case proprio sul ciglio della strada, della montagna, insomma. La ferrovia è molto più a monte, le case sono molto vicine, alcune proprio sono a rischio crollo. Lì bisogna velocizzare un po' tutto. I soldi ci sono stati stanziati nel tempo dall'ex presidente Musumeci, ma ancora siamo ben lungi da risolvere il problema. Approfitto per le dune di San Leone, anche lì mentre i medici si consultano il malato muore. Sì, questa è una frase che abbiamo noi utilizzato. Anche lì una brutta storia, ci sono tantissimi soldi per l'Icata e per le Viale delle Dune, circa 50 milioni di euro trovate dall'assessore Savarino e dal Ministero dell'Ambiente. Il problema lì è che si debbono fare propedeuticamente degli studi delle correnti, e quindi che impiegheremo almeno 2 stagioni, però non possiamo aspettare tutto questo tempo. Infatti abbiamo sollecitato l'assessorato e tutti gli organi competenti a iniziare a mettere delle pietre ciclopiche a difesa delle dune, e
e mentre nel frattempo loro effettuano gli studi propedeutici alla costruzione di barriere soffolte. Perché in questo momento, se dovesse arrivare un'altra mareggiata o di libeccio o di scirocco, non troverebbe nessuna opposizione, perché la sabbia non pone nessuna opposizione all'erosione.